Anche a San Daniele è incominciata la corsa ai fondi Pisus per la riqualificazione sostenibile delle aree urbane cittadine. Diversi milioni di euro in ballo da ottenere attraverso un piano condiviso tra pubblico e privato per rivitalizzare la città, non solo con opere pubbliche ma anche con iniziative economiche. Francesco Ciani, assessore all'urbanistica, ci spiega il percorso. L'obiettivo generale è quello di creare condizioni di riqualificazione dentro l'ambito urbano che noi stiamo delineando all'interno del centro storico, così come definito da un punto di vista urbanistico, compresi però i principali assi di collegamento con il territorio circostante. Quindi diciamo che l'ambito nel quale dovranno calarsi questi interventi dovrà essere omogeneo, ma sarà comunque piuttosto grande. A tal proposito avete già iniziato a incontrare le categorie economiche e sociali della comunità, come sta andando? Ma sta andando bene, in modo abbastanza lusinghiero, perché in realtà abbiamo effettuato le procedure di bando, alle quali sono seguiti degli incontri pubblici, con una partecipazione attenta. Stiamo anticipando, anche con questi contributi, tutta una serie di obiettivi che costituiranno il lavoro del prossimo anno per la revisione del piano regolatore generale. Una fotografia in concreto di queste esigenze quando sarà pronta? Dovrà necessariamente esserlo entro la metà di novembre, termine per il quale dovranno essere presentate in Regione tutte le documentazioni necessarie. Io credo che però una definizione, diciamo, nelle linee generali di questa programmazione dovrebbe poter essere pronta tra la fine di ottobre e i primi di novembre, perché noi le idee ormai ce le stiamo definitivamente chiarendo.